Momenti diametralmente opposti, ma solo 4 punti di distanza in classifica dopo la capolista Geraci, che fa un campionato a parte dalla seconda all'ultima. Ci sono solo 10 punti e tutto concentrato, tutto modificabile dal comunale di Villarosa per la 12ª giornata del girone B di promozione siciliana. E Villarosa, super giovane Castelbuono. Buon divertimento, amici e amiche di Sportisili, da Fausto Signorelli. Ecco le squadre in campo. Super giovane Castelbuono in maglia totalmente nera con calzettoni gialli, pantaloncini neri. Villarosa invece con una divisa, o meglio un accoppiamento di colori inedito per queste stagioni, ovvero maglietta e calzettoni rossi, pantaloncini blu. Dirigerà l'incontro oggi il signor Iari Lauria della sezione di Agrigento, assistenti Franz Joseph Grasso di Acireale e Mario Sebastiano Pafumi, anch'esso di Acireale. Leggiamo le due formazioni, partendo da quella ospite. Super giovane Castelbuono schiera con l'1 Randazzo, col 2 Marguglio, 3 Fili, 4 Guarnieri, 5 Di Domenico, 6 Mazzola, 7 Rosone, 9 Antista, 10 Rosselli, 11 Di Salvo, 20 Cardella. Il Villarosa di Mario Folisi, con Mattia Folisi rientrato in panchina dopo la squalifica scontata la scorsa giornata contro la Castelluccese, schiera con l'1 Pesce, 4 Ferrara, 5 Di Blasi, 6 Dabò, 8 Mussa, 9 Bancura, 14 Cimino, 15 Mardi, 19 Lodico, 20 Gustavo, 21 Folisi. Super giovane Castelbuono che viene dalla vittoria interna contro l'Aspra, un'importantissima vittoria che ha portato la squadra giallonera solo a 2 lunghezze dall'Aspra, secondo in classifica. Tutto pronto, si aspetta il fischio del direttore di gara, che adesso si trova la porta, che in questo primo tempo difenderà Randazzo. Probabilmente c'è qualche problemino alla rete, vedremo, forse un buco, allora non si può giocare per adesso. Dicevamo appunto Castelbuono che viene dalla importante vittoria contro l'Aspra. Villarosa che invece non vince praticamente dalla gara proprio contro l'Aspra. Qui il comunale di Villarosa vinse 2-0 grazie alla doppietta di Vicari, che oggi in parte titolare. Poi ci sono stati 2 pareggi contro Profalcone, tra l'altro ottenuto all'ultimo secondo dopo essere stati sotto 3-0, recuperata praticamente in un tempo. Poi l'altro pareggio contro il San Fratello, forse quello che è stato più deludente, ovvero il pareggio arrivato con la squadra avversaria in 10 senza il portiere e senza una riserva del portiere praticamente dal secondo minuto di gioco. Poi Villarosa non riuscì a portare a casa i 3 punti e nell'ultima gara ha perso 4-0 contro la Castelluccese. Adesso sembra essere tutto pronto, dopo le necessarie verifiche della terna arbitrale. Fischio d'inizio, è iniziata Villarosa, super giovane Castelbuono con il primo possesso che è giallo-nero, ma già è arrivata a disposizione di Pesce la sfera, che va adesso al rilancio. Gustavo insegue, la sfera non arriva prima di lui Marguglio, che gioca, tra l'altro oggi si è ipotizzato il rinvio perché comunque la giornata era simile a quella
2 settimane fa, quando il Villarosa giocò doveva giocare contro il San Fratello, poi ripetiamo, è stata rinviata, giocata il 30 novembre. Attenzione adesso al possesso della super giovane Casalbuono con il numero 7 Rosone, che però non riesce a giocare. Può ripartire adesso il Villarosa con Gustavo che supera Di Domenico, si mette in proprio, poi sterza, si ferma, rientra sul destro, poi un passaggio a metà tra Folisi e Lodico, perde palla il 21, può ripartire super giovane Castelbuono, c'è la buona chiusura di Lodico, proprio lui fu artefice del gol che regalò il pareggio alla Villarosa contro Profalcone. Babò con capelli inediti. Babò, adesso attenzione a Gustavo, prova di nuovo a mettersi in proprio, cade giù, secondo l'arbitro un normale e regolare contrasto di gioco. C'è un calciatore rosso-blu, potremmo dire oggi, che era, lo dico, per terra, si rialza adesso, si può giocare, si riprenderà con la rimessa per il Villarosa. Con le mani, lo dico, vede Bangura, lo serve, sterza il numero 9, autore di un gran gol contro San Fratello, anche Camarà, che oggi non parte titolare, rimessa Castelbuono. Come dicevamo in apertura, un campionato un po' strano, dopo la Geraci a 28 che domina il campionato dalla seconda, ovvero dall'Aspra all'ultima città di Mistretta, ci sono solo 10 punti. Questa cosa fa un po' riflettere. Super giovane Castelbuono che è stata impegnata anche nella Coppa scorsa settimana, meglio questa settimana, mercoledì 7 dicembre, pareggiato contro il Promende. Attenzione adesso alla botta di Rosone di destro, palla fuori, primo squillo del match e a tinte giallo-nere al quarto minuto di gioco ha avuto la palla dell'1-0 Rosone, non l'ha sfruttata bene, ha calciato malissimo. Allora Ferrara, Mardi sbaglia il passaggio, recupera Cardella in avanti, poi c'è l'ultimo tocco, un calciatore della super giovane Castelbuono, e dunque c'è il invio dal fondo per il Villarosa. Lo dico, Cardella, cominciato tra l'altro a piovere nuovamente. Il terreno di gioco oggi, a differenza di scorsa settimana, sta tenendo bene. Rimessa Villarosa, battuta in questo momento con Cimino che prova a girarsi, non ci riesce, e allora Mussa, attenzione al break, la squadra di casa, Mussa sbaglia il passaggio, recupera poi la sfera, frena, prova a ragionare, va da Mardi, poi Bangura, ancora Mardi, scambiano i due bene. Fallo qui nel frattempo, contrasto tra Guarnieri e Mardi, c'è il fallo già battuto dalla super giovane Castelbuono che gioca velocemente, siamo dall'altro lato del campo, ottima qui la chiusura di Lodico, sbaglia però il passaggio, allora Di Salvo perde anche lui il pallone, Cimino non ha sbocchi, prova il passaggio per Mussa preciso, poi si va da Folisi rientra sul destro, trova il passaggio per Mussa, è corto. Di Domenico gira,
Poi Di Salvo sbaglia il passaggio, il numero 11, il lancio lungo a cercare Gustavo, è troppo lungo. Gustavo che ha fatto un solo gol in campionato fuori casa. Qui appunto non ha ancora trovato la gioia della rete, un po' scambiato, meglio ha avuto momenti in cui giocava Vicari, altri in cui ha giocato lui, un po' quasi una staffetta tra i due che potrebbe esserci anche oggi tra le altre cose. Calcio di punizione per gli ospiti con Rosselli sul punto di battuta. In due in barriera che sono Dabo e Mossa. Vuole solo due, anche molto alta comunque la linea difensiva della Villarosa, è un po' disordinata, lontana soprattutto dalla barriera. Parte il cross sul secondo palo, è lungo un po' per tutti, non può arrivare nessuno, dunque gioca il Villarosa. Un Pesce che andrà al rilancio lungo. Avanti, siete! Adesso si va al rinvio. Attenzione a Rosone, si ferma, ostacolato in qualche modo dall'avversario. Parte il tiro! C'è il miracolo di Pesce che smanaccia, mette sopra la traversa, illusione ottica anche del gol. Buona giocata di Salvatore Rosone, palla che stava per insaccarsi. Pesce ha fatto il miracolo, calcio d'angolo sempre per Super Giovane Castelbuono, palla dentro, c'era sempre Rosone anticipato stavolta. Allora ancora squadra giallo-nera, decido tutto e lo dico, aumenta l'intensità del pressing il Castelbuono, ma anche l'intensità della pioggia aumenta. Campo che per adesso sta reggendo bene. Rosone più pericoloso sicuramente. Attenzione, ancora Rosone che va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, clamava qui il rigore. Poi Gustavo cerca ma non trova per l'ottima chiusura di Mazzola. Dabo, attenzione ancora al Villarosa con Mussa che cambia per Folisi, riesce a tenere il pallone in campo, non a saltare l'avversario, qui si mette davanti al 21, figlio tra l'altro di Mario Folisi, allenatore del Villarosa. Fallo qui su Marguglio. Alla battuta di Domenico. Se ne sono andati 10 minuti di gioco nel corso del primo tempo ed è ancora 0-0 tra Super Giovane Castelbuono e Villarosa. Sarebbe meglio dire il contrario, dato che in casa gioca la squadra ennese. Di Blasi, cercare Gustavo anticipato, poi Dabo ripulisce in avanti da Gustavo, sfida con Mazzola, si mette davanti bene il 6, lo ferma, impedisce al 20 di mettersi in proprio. È l'ora di Domenico, adesso va al lancio dove c'è Di Salvo, frena, sterza centralmente Cardella, un po' di spazio, non viene servito, Rosone può calciare anche da lì, allarga per Di Salvo, Di Salvo rientra, tiro deviato, poi colpo di testa di Guarnieri e parata ancora di Pesce, un po' fortuita qui l'azione della Castelbuono, ma buona la parata
di Pesce, sempre pronto, il portiere. Rilancio. E allora Gustavo. E poi Dabo con fallo su Cardella. Non la prende qui benissimo Dabo. Non la prende benissimo neppure la panchina di casa. Secondo l'arbitro c'è fallo per questo contrasto tra Cardella e Dabo. Marguglio chiedeva il pallone alto, Rosone lo serve, poi Antista, vada di salvo, stessa giocata di prima, non calcia, si appoggia su Rosselli, allontana Mardi, non è finita, attenzione alla palla buona per Rosone, ancora Pesce, ancora una parata clamorosa di Pesce. I due protagonisti di questo inizio partita, Pesce da un lato e Rosone dall'altro. Che poi rimane giù Pesce. Si è fatto male probabilmente per la botta subita (13 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 ancora). In classifica la squadra ospite Super Giovane Castelbuono a 16 punti, si trova al quarto posto, a una lunghezza dalla Santa Giolese e a 2, come abbiamo detto in apertura, dall'Aspra. Il marcatore Antista che oggi gioca con la maglia numero 9, ha realizzato 4 reti. Invece per quanto riguarda il Villarosa, Cicimino anche lui 3. Cross qui del 4 giallo-nero deviato, poi ancora un altro cross, attenzione, la palla è buona per la conclusione di Rosselli. Para Pesce, una costante la parata di Pesce. Il lancio lungo, cercare Gustavo, poi spazza via senza pensarci due volte Marguglio. Pesce al rilancio lungo, Gustavo stavolta riesce a proteggere, così come Dabo, poi un po' si incarta e riparte il Castelbuono con Antista. Si ferma, va al cross, Ferrara alza un campanile, arriva Guarnieri che va giù, c'è calcio di punizione da praticamente il limite dell'area, un passo dall'area di rigore, e dunque altra occasione per la Super Giovane Castelbuono. Preso il pallone Rosselli con il destro, 4 in barriera per il Villarosa, sono Cimino, Lodico, Dabo e Mussa. Ne vuole 4 Pesce, potrebbe anche tentare la soluzione sul palo del portiere, il 10. Parte proprio Rosselli che la mette all'angolo destro di Pesce, era un po' coperto dalla barriera l'estremo difensore del Villarosa. Avevo ipotizzato la conclusione sul palo di Pesce ed è stato proprio così. 1-0 per Super Giovane Castelbuono alla 15ª. Di nuovo deve inseguire in casa
il Villarosa, così come è stato contro il San Fratello, stava giocando oggettivamente meglio il super giovane, che trova il vantaggio meritatamente. Dabo prova a reagire, adesso il Villarosa chiude qui bene. Rosone, anzi no, non era Rosone, perdonatemi, era Guarnieri. Attenzione qui alla giocata di Cimino che va giù, secondo l'arbitro non c'è nulla. Rosselli che con questo gol raggiunge Antista, 4 reti realizzate. Attenzione nel frattempo al cartellino per Mattia Folisi, giallo per Mattia Folisi. Ci sono battibecchi tra Folisi e il guardaline. Invio qui lungo. Nel frattempo non è d'accordissimo, è un po' contrariato il mister Folisi. C'è il rinvio lungo per la super giovane Di Domenico. Il Fili che cade. C'è stato un tocco, secondo l'arbitro, falloso di Bangura, dunque fallo per la super giovane, già battuto. Fili di salvo, forse con un braccio, nel secondo l'arbitro rimane giù Fili, riparte il Villarosa, attenzione al break. Dopo frena però, allora si appoggia su Folisi che vede il giocatore per terra e butta la palla fuori. C'è qui nel frattempo un battibecco tra Folisi e Guarnieri. Messo la palla fuori, c'è tra l'altro altro scontro dall'altro lato del campo, un po' nervosi i giocatori in campo, si è innervosita la sfida, alta tensione. Di Domenico. Sul lancio lungo a cercare Gustavo, rimpallo favorisce Musa che da lì può calciare, si appoggia invece su Cimino. Dentro ci sono Gustavo e Mardi. Cimino punta l'avversario, Cimino ancora tiene il corner. 20 minuti di gioco, 1-0 per la super giovane Castelbuono, decide la punizione di Rosselli fino a questo momento, al 15°. Calcio d'angolo dunque per il Villarosa, primo del match per la squadra di casa. Mardi su punto di battuta, va al cross centrale, smanaccia con i pugni, allontana Randazzo. Attenzione che siamo già dall'altro lato del campo, Rosone non arriva, rimessa Villarosa. Scesa la partita. Cardella larga qui per il numero 2, il pallone è rimasto in campo, no, c'è la rimessa per il Villarosa. Invita i suoi alla calma di Blasi, c'è ancora tanto tempo. Gustavo gira per Mardi, può metterla dentro una volta, c'è una deviazione, c'è anche la seconda
c'è la rimessa per il Villarosa che rimane lì. Già battuto Folisi. Una da Di Blasi, va dentro da Gustavo, toccato in maniera regolare secondo l'arbitro, era Dabbo per Mardi. Vicino alla bandierina del corner, ottiene il massimo da quella posizione, ovvero calcio d'angolo. In cui si formano le coppie in area di rigore. In 4, anzi perdonatemi, in 6 a saltare per il Villarosa. Cross dentro, allontana la difesa giallonera, poi calcia Cimino, va addirittura fuori dal campo. E dunque rinvio lungo per la super giovane. Randazzo, Bangura, spazza via fili, c'è Rosselli, Rosane non può arrivare sul suggerimento del compagno, dunque rimessa per il Villarosa. Bangura, fili, viene messa la palla giù, adesso sì c'è il fallo secondo l'arbitro per super giovane commesso Mussa. Signor Lauria che ha arbitrato questa stagione per quanto riguarda squadre che militano nel girone di promozione, girone B di promozione, una gara di Coppa Italia. Rimessa super giovane. Tra l'altro, a proposito di Coppa Italia, squadra ospite progetto contro la Promende giocherà il 21 dicembre la gara di ritorno di 3 pareggi. Progetto anche il Geraci al riposto 0-0 di Domenico. Il lancio, c'è poi Cardella che ottiene un dai e vai non voluto da Rosone. Attenzione, adesso il numero 7 che recupera palla, poi Antista, parte il cross di Marguglio, la rovesciata poi di Cardella, termina altissima, ci ha provato il numero 20 della rinvio lungo. Gustavo con il petto va da Mardi, stavolta vince il contrasto, poi c'è fallo sul numero 15. Folisi. Sistema in difesa super giovane. Folisi va dentro dove c'è però Di Domenico. Protezione che può partire velocemente Guarneri, si appende la maglia Folisi, c'è fallo e giallo per il 21, ammonito. Dunque Folisi è stato bravo più che altro Guarneri a mettersi davanti con il fisico, con la sua velocità a tenere il calcio di punizione. Rosselli e Di Domenico solo al pallone, probabilmente perdonatemi, andrà Rosselli. Si allontana tra l'altro Di Domenico, Rosselli dentro, cercare Di Salvo, c'è un fallo nel frattempo su Cimino, dunque calcio di punizione per i padroni di casa.
Bangura pressato da Guarneri, va via alla 4 e cerca Mussa, controllo difettoso dell'ex Leonfortese e dunque rimessa laterale per la Super Giovane di Domenico. Frena da Randazzo, stretto quasi al rilancio lungo che però diventa buono per Rosone. Rosone allarga tutto per Di Salvo, preciso il passaggio del numero 7. Di Salvo, lo dico, chiude bene. E poi Cardella. Fallo di Mussa su Cardella, c'è un altro fallo dopo. In difficoltà anche il direttore di gara nella gestione della partita. Poi c'è un altro battibecco, stavolta tra Rosone e forse Bangura. Dunque 18 minuti al termine del primo tempo, 1-0 per la Super Giovane Castelbuono, calcio di punizione proprio per la squadra giallonera. Infatti il cross direttamente dalle parti di Pesce, che la fa sua. Conserva qui Folisi, tra l'altro è ritratto rispetto all'inizio della gara con Mardi che invece è andato in avanti, sempre la stessa fascia ovviamente. Bangura da Gustavo di prima, cerca Mussa, forse c'era un fallo su Bangura, non secondo l'arbitro, l'Arantista recupera Dabo, Bangura salta bene l'avversario, gira per Cimino, posizione regolare, punta l'avversario, Cimino entra in area di rigore, Cimino scappa bene, Cimino può calciare, fa partire la conclusione, c'è una deviazione, non è finita perché c'è ancora Dabo da lontanissimo, un po' frettolosa qui la giocata di Dabo. Applausi comunque del pubblico per la prima vera e propria occasione del Villarosa del match, è stata creata quasi per intero da Cimino, è stato un ottimo lavoro anche di Bangura, fase di costruzione dell'azione, nulla di fatto, rinvio lungo per Castelbuono. Cimino che è stato artefice della doppietta contro Città di Mistretta, la prima gara vinta, la prima storica vittoria in promozione del Villarosa. Mardi gioca su Dabo, anche stavolta impreciso, poi recupera la sfera in verticale, sbaglia ancora Dabo. Poi Cardella, un po' di libertà, cerca Guarnieri, chiude bene Di Blasi e dunque rimessa laterale per la Super Giovane che ha tanti calciatori veloci e in ripartenza può fare male, come in questo caso. È stata però una buona chiusura della retroguardia Villarosa. Palla dentro, lontano di Blasi, non tanto, c'è adesso qui al cross Pesce. Bangura, Mussa, c'è di Ferrara, cercare Mardi, si era Di Blasi, cercare Mardi. Fallo qui per Castelbuono, Super Giovane Castelbuono, è stato il fallo di Bangura su Cardella.
quarto d'ora al termine del primo tempo, ancora 1-0, decide la punizione calciata da Rosselli. Tra l'altro ha segnato su punizione anche contro l'Aspra e lì segnò in apertura del match la rete che ha dato la vittoria alla sua squadra, 1-0. Seconda punizione consecutiva in campionato segnata da Rosselli. Attenzione a destra Cimino che avvia due avversari, poi cercava il filtrante per Mardi, chiude Di Domenico, Guarnieri in verticale, Dantista, ferma tutto Ferrara, poi il lancio un po' impreciso qui del calciatore del Castelbuono, c'è poi Guarnieri, chiude Ferrara in maniera regolare, poi Rosone in mezzo a tre, scappa via, c'è fallo per Super Giovane, fischiato con un attimo di ritardo dalla signor Lauria per la chiamata che c'è stata da parte del suo assistente. Non aveva fischiato inizialmente, poi su sollecitazione del suo assistente concesso il calcio di punizione alla Super Giovane. Rosselli sempre con il destro, che lui è abbastanza pericoloso questo inizio di partita. Il cross di Rosselli è buona la giocata per la rovesciata, il gol clamoroso del calciatore della Super Giovane che è Fili. Anzi, non è Fili, è Marguglio. Che gol! Golasso di Marguglio in rovesciata, cross preciso di Rosselli e dunque 2-0 per la Super Giovane al 33esimo minuto, sempre su punizione. Stavolta c'è stata la super rovesciata di Marguglio che porta in vantaggio la Super Giovane per di 2-0. Dunque adesso sono i due le reti da recuperare per il Villarosa. Fallo qui di Folisi sul numero 4 Guarnieri. Dunque attenzione per Super Giovane che si può gestire con tutta la calma del mondo. Domenica. Lancio. Chiude bene Folisi che poi si allunga il pallone, fallaccio qui del 6 su Folisi e poi Gustavo Dabo rimane giù proprio il calciatore del Villarosa. C'è stato un fallaccio, secondo me qui la munizione è sacrosanta. Mazzola totalmente in ritardo su Folisi. Si riparte dalla rimessa laterale per il Villarosa. Mardi si ferma, chiude Guarnieri, poi buona la giocata di Bangura, cross di Mardi sul secondo palo alla Superman, vola a randazzo, poi lo dico, prova a dare ordine, l'ultima a toccare a lui, la rimessa è per la Super Giovane. 9 al termine, più eventuale recupero che potrebbe esserci
Sono state tante perdite di tempo. Attenzione alla palla in avanti per Antiste, che prova il pallonetto alto, ancora pericolosa la super giovane con Antista in questo caso. Su Pesce al rilancio lungo. No, non un buon Villarosa in questo primo tempo, un po' impreciso, soprattutto in fase difensiva. Ricordiamo che la squadra di casa è la peggior difesa del campionato, con 26 reti subite con le 2 di oggi. Dunque c'è un problema sicuramente in fase difensiva per Villarosa. Mardi spezza bene qui la linea di gioco, allarga per Cimino, che punta e salta l'avversario. Ancora Cimino si intestardisce dentro, il tiro e il gol! La riapre il Villarosa con Dabo. Cross di Cimino, gol di Dabo. Si infiamma nuovamente il match, la riapre il Villarosa al 37esimo, 2-1. Gol di Dabo. C'è stato anche la deviazione del palo. Palla terminata in rete. Era quello che serviva alla Villarosa, la rete prima del termine del primo tempo. E ancora mancano 6 minuti. Duplice fischio. Salta Gustavo, non arriva. Allora Di Domenico, lancio lungo, posizione regolare di Salvo, poi non si intende qui con Antista, lascia scorrere Odico. Si ferma, però il pallone non esce, allora deve giocare il Villarosa. Bangura, è un campanile, si mette poi davanti con il fisico, esce bene Bangura, allarga per Folisi. Mardi punta l'avversario, che è l'autore della rovesciata del 2-0, ovvero Marguglio. L'ultima a toccare qui è Mussa, la rimessa per la super giovane. Mardi, Marguglio trova Guarnieri, c'è Folisi su di lui, tutto regolare, lancio di Mardi, si lotta in mezzo al campo, poi Folisi rovesciata lontana. C'è Gustavo, braccia larga di Domenico, e poi Cimino scambia dai e vai con Bangura. Dabo si scontra proprio con Bangura, recupera palla la super giovane. Folisi, scivolata, altro lancio per Guarnieri, la posizione è regolare, si ferma il 4, non lo chiude Folisi. Guarnieri, scappa via Folisi, ancora Guarnieri, adesso Folisi può allontanare su Mardi. Cambia gioco Mardi, troppo frettolosa qui la giocata della 15. E poi Pesce, forse adesso ci può essere un po' di ordine. Rilancio lungo per Gustavo, Di Domenico di testa all'indietro, ottima giocata delle 5. Va al rilancio Randazzo, allora di Salvo. Rosselli in mezzo a 2, riesce a sentire il primo, che Bangura, non il secondo, però Dabo. Poi fallo su, lo dico, calcio di punizione Villarosa, 41 sul cronometro, quasi 2-1 per la super giovane.
vantaggio di Rosselli, 15esimo, 2-0 al 33esimo di Marguglio con una bellissima rovesciata, poi ha accorciato le distanze il Villarosa 4 minuti dopo grazie al gol di Dabo. Mussà, Cimino, Gustavo chiude l'1-2, va da solo, chiude bene qui il difensore della super giovane Mazzola. Rimessa laterale per Villarosa, già battuto quello dico, va a mettere il cross dentro, lancio dove c'è Di Blasi, Ferrara, Gustavo di prima, di testa, chiude bene Mazzola. Gustavo scivola, si rialza, va via, Gustavo calcia! Che gol di Gustavo, che non esulta perché è un ex, ma fa un gol clamoroso anche lui, 2-2, cambia ancora la partita. Ancora 2-2, come l'ultima gara in casa contro il San Fratello, segna Gustavo che non esulta, è un ex. Ringrazio poi il pubblico, 2-2 e ancora non è finito il primo tempo, ci sarà da divertirsi sicuramente per altri 45 più minuti. Tutto da rifare per la super giovane che, a dire la verità, fino al 37esimo meritava il vantaggio di 2 reti. Poi il Villarosa ha creato praticamente le uniche 2 occasioni del primo tempo e ha trovato 2 gol importantissimi per riaprire la partita, per crearsi una speranza, una possibilità nel secondo tempo e a questo punto anche nella finale del primo 44esimo del primo tempo, 2-2 tra Villarosa e Super Giovane. Di Domenico, prima di Mardi, poi va al lancio lungo dove c'è Rosone che arriva, ma c'è prima di lui Di Blasi che spazza via. Dunque c'è la rimessa per la super giovane. Gustavo, primo gol in casa per il 20 della Villarosa, qui forse c'è stato un tocco di mano, non secondo l'arbitro. Allora allontana la super giovane, Rosone non arriva sulla sfera. Rimessa laterale Villarosa. Stiamo per entrare 45esimo minuto di gioco, si aspetta la segnalazione dell'arbitro del recupero, se ci sarà e quanto ne darà signor Lauria. Rosone, mezzo esterno, cercare Di Salvo che non riesce a giocare, campo finisce, non è un dettaglio, rinvio dal fondo per il Villarosa, occhio al cronometro per Lauria. Probabilmente adesso andrà con la segnalazione. Siamo oltre il 45esimo di 14 secondi, gioco il Villarosa, lancio sbagliato di Lodico che si dispera.
Fili, Mussa, lancia per Gustavo, che non arriva sul pallone per la buona copertura di Domenico e l'uscita puntuale, precisa di Randazzo, che non è stato praticamente impegnato in questo primo tempo, tranne nel caso delle due reti arrivate al 37esimo e al 40esimo. Scontri nel frattempo in campo tra Ferrara e qualche membro della panchina della Super Giovane. Termina 2-2 il primo tempo tra le polemiche, tra gli scontri, diciamo, non fisici. E dunque tutto rimandato al secondo tempo. Termina 2-2 al vantaggio, al doppio vantaggio della Super Giovane, con Rosselli e Marguglio. Ha risposto il Villarosa prima con la rete di Dabò e poi con il gioiello di Gustavo. 2-2, ci sentiamo nel secondo tempo. Si scrive Don Carlo Misilmeri contro Oratorio San Ciro e San Giorgio Marineo, ma si legge ovviamente Derby dell'Eleuterio. Terzo incrocio stagionale tra le due formazioni che distano pochissimi chilometri e che si sono già affrontate nel consueto antipasto di Coppa Italia. È duello molto interessante tra la formazione di Utro e quella di Tomasello, in palio ai punti della terzultima giornata del campionato di eccellenza Girone A, una giornata che ha visto anche il ricordo e il supporto da parte del calcio nazionale verso la popolazione di Ischia, e anche la tifoseria della Don Carlo Misilmeri non ha voluto essere da meno con questo striscione già fisso mercoledì nella partita contro la Cras di Coppa. E proprio da quella partita si riparte per cercare di riscattarsi e per cercare di tenere la scia proprio del gigante che è in testa alla classifica. Andiamo con il racconto di questi 90 minuti, racconto che inizia con un calcio di punizione per l'Oratorio Marineo sul pallone, come di consueto Capitan Maggio. La sua conclusione è velenosa, respinta da Marino, poi c'è il tapin di Colley, ma in fuorigioco. Veniamo al sesto minuto con l'attacco insistito della Don Carlo Misilmeri, la palla che arriva all'Onigro, il quale sventaglia al limite per Concaldi, che se la sistema, calcio col sinistro, una grande traiettoria che batte Sisei, porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri. Ancora un capolavoro tra le mura amiche da parte di Piero Concaldi, che nell'ultima gara casalinga di campionato aveva illuminato il pomeriggio del Giovanni Aloisio con due perle da Cineteca contro la Nissa. Don Carlo che insiste, anche se qui c'è un'occasione per il Marineo con questa palla sventagliata proprio da Colle all'indirizzo di Gambino. Il nuovo arrivato nell'attacco del Marineo batte Marino, ma la palla sbatte sul palo al 10° minuto, graziata la Don Carlo Misilmeri, che poi stufferà all'attacco. Minuto 18 c'è questo calcio di punizione battuto da Alessio Lonigro con la palla che spiova in mezzo, il colpo di testa di Costantino a cercare Manfred, poi sulla smanacciata arriva Matera, la cui conclusione viene respinta a corpo morto da Di Maggio. Passa circa un minuto, torna ad attaccare la Don Carlo, dialogano bene gli attaccanti di Mister Utro, poi Concaldi smista sulla sinistra per la corsa di Pellegrino, la palla arriva al limite dell'area per il tiro di Gigi Mendola, respinto, anzi bloccato in questo caso da Sisei. Superiamo la mezz'ora, calcio di punizione alla Don Carlo, ancora la sinfonia, la seconda di questa partita di Pierino Concaldi, che attende il fischio, parte con la rincorsa, mette in mezzo un pallone sontuoso per Simone Giuliano, il quale segna il gol del 2-0, minuto 32. Torna in gol il centrale della Don Carlo Misilmeri, che poi festeggia con i compagni, ringrazia Piero Concaldi, ma soprattutto Don Carlo, che allunga nel punteggio. Ma stiamo per vedere un'altra perla del repertorio di Piero Concaldi, l'assoluto dominatore di questa giornata, di questo derby dell'Eleuterio. Calcio di punizione dal limite, l'arbitro fischia. Concaldi prende una breve rincorsa, poi calcia in maniera imparabile per la Minsi 6 il 3-0 della Don Carlo, ancora una doppietta al Giovanni Aloisio per il numero 10 della Don Carlo Misilmeri, che festeggia ancora una volta vicino agli spalti di Piano Stoppa.
una rete che, diciamo, chiude ogni discorso, visto che si scioglie definitivamente l'oratorio marineo e al minuto 42 su questa bellissima sponda per Concialdi, il numero 10 ha ancora la possibilità di brillare. Un'occhiata al centro, lo scarico per Vincenzo Manfrè che segna al minuto 42. Sono bastati 42 minuti dunque al ritorno, il suo secondo ritorno alla Don Carlo Misilmeri per gonfiare la rete avversaria. 4-0 ed è così che si va all'intervallo di metà gara con una Don Carlo straripante che poi nel secondo tempo inevitabilmente cala di intensità, prova ad approfittarne il Marineo di mister Tomasello che non è domo, qui cerca la giocata con Sainei Saignong, uno degli ex della sfida. Conclusione, sopra la traversa al minuto 6 e mezzo, passa un giro di lancette, prova ad uscire ancora palla al piede la squadra di Tomasello con la giocata sulla sinistra che mette in movimento Colley, il quale si libera anche sbracciando di un paio di avversari, poi la palla ancora a Sanyong che restituisce al suo compagno sulla sinistra, conclusione sopra la traversa dopo che è uscita sul fondo, ancora Marineo che ci prova più con l'orgoglio che con le idee, qui la giocata di Bordoni ancora per Colley, nuovamente il numero 3 che arriva sul fondo, mette in mezzo per Gambino, in qualche modo si salva Marino, poi spazza Frisella, ma qualche secondo dopo torna ad attaccare la Don Carlo con una palla recuperata da Manfred e da Matera, il quale smista per Concialdi, l'uno contro uno con Yobua. Lo disorienta Concialdi che se la porta sul sinistro ad un passo dalla tripletta. Il numero 10, la palla che però va sul fondo, insiste la Don Carlo, minuto 61, il tacco di Matera per Concialdi, scambiano i due, calcio spettacolo al Giovanni Aloisio, poi la palla di Manfred per Concialdi che torna da Manfred, il quale a tu per tu con Sisei non trova la porta, non trova il 5-0, non trova la doppietta, ma la Don Carlo che quando gioca spensierata fa male. E allora Concialdi al minuto 62 apre il compasso per la palla messa al centro, respinta in qualche modo da Sisei, poi ancora Concialdi per Matera, si salva Leone sulla linea a corpo morto, nega il 5-0 al suo avversario dal calcio d'angolo che ne segue. La palla messa in mezzo da Concialdi per la sforbiciata che viene respinta, tentativo di Manfred che trova ancora una volta un salvataggio sulla linea. Minuto 69, Don Carlo che prova ad uscire qui con Lonigro che lancia lontano il pallone, riesce a intervenire però in uscita molto bene Ciccio Maggio che calcia con il destro, la palla scende all'ultimo momento, sempre velenose le sue conclusioni dalla distanza. Qui però, minuto 82, calcio di punizione. Sul pallone c'è un altro gradito ritorno in casa Marino, ovvero sia Ciancimino, il quale scodella il pallone, allontana non in maniera definitiva la difesa della Don Carlo. Poi Tarantino mette in mezzo il pallone, braccio di Sino, l'arbitro non ha dubbi e concede rigore. Calcio di rigore per l'oratorio marineo, se ne incarica Andrea Gambino che attende il fischio dell'arbitro per prendere la rincorsa. Qui parte il numero 9 dell'oratorio marineo che si fa ipnotizzare da Marino, poi sul tapin il più lesto di tutti è Francesco Maggio. La rete del 4-1, rete che serve soltanto a negare il clean sheet ad una Don Carlo Misilmeri che però ha ampiamente la partita in mano e allo scadere del terzo minuto di recupero arriva anche il triplice fischio del direttore di gara, finisce 4-1, Don Carlo che approfitta dello scivolone dell'Acragas per portarsi a un solo punto di distacco dalla vetta, il tutto mentre domenica prossima si giocherà proprio lo scontro diretto allo stadio Esseneto di Agrigento. È stata sicuramente una bella partita. Mi sono divertito, anche se purtroppo non siamo riusciti a portare a casa 3 punti che secondo me dico contro una grandissima squadra che apprezzo tanto come il Geraci, oltre a livello individuale anche a livello affettivo, conosco quasi tutti praticamente, dico almeno secondo me anche un pareggio ci stava, sia per le occasioni create da parte nostra sia per le occasioni create da parte loro. No, il rigore io penso che c'era, quello su di loro, dico per carità sono oggettivo, però i portieri giustamente sono fatti per parare, De Miera ha fatto una grandissima parata su Varvara all'incrocio, la traversa nostra su calcio d'angolo, insomma occasioni ce ne sono state per loro, occasioni per noi, loro sono solo che loro ne hanno fatte entrare 2 e noi 1. Sì, nello spogliatoio ho detto semplicemente che secondo me stiamo facendo bene la fase difensiva perché comunque anche il primo tempo loro sì avevano il pallino del gioco, però noi
non abbiamo concesso nulla nel primo tempo, se non era per il rigore forse finiva 0-0, però eravamo poco propositivi, poco in fase offensiva, quindi ho chiesto sinceramente che giocavamo come sappiamo giocare noi, che non dovevamo soffermarci giustamente a bloccare Dzeko, a bloccare Tizio, a bloccare Akai, dovevamo giocare tranquillamente e infatti poi siamo entrati con lo spirito, quello che volevo io dall'inizio della partita. Sì, incontriamo l'Aspra, anche questa settimana c'è anche da dire questo, io devo fare un grande applauso ai miei ragazzi perché hanno fatto veramente una grande partita contro una grande squadra, soprattutto dopo la settimana nostra turbolenta purtroppo che c'è stato, che ha portato comunque Ciancimino, Bordoni, Badame, dico gente che doveva giocare domenica e per altre situazioni non ha giocato e quindi anche i ragazzi stesso dico ma non per chi ha giocato, per carità, avevamo tutta una juniores in panchina, stesso anche juniores che comunque ancora non ha fatto l'esordio in campionato, quindi anche farli entrare in una partita del genere non era facile, anzi un grande applauso anche a chi è entrato. Mancano questi giocatori fondamentali, soprattutto Ciancimino e Bordoni che comunque fino a 2 giorni fa si allenavano con noi, sicuramente non è stata una bella settimana. E con tutto questo i ragazzi veramente hanno fatto una grande prestazione. È stata una bellissima partita, ce la siamo giocati a viso aperto. La differenza è stata che loro sono stati più cinici, sono riusciti a fare il gol del 2-1, anche se noi nell'1-1 abbiamo avuto 2 palle gol nitide, sia con Gelfo sul calcio piazzato, Parvarà. E purtroppo il calcio è anche questo, se non sfrutti le occasioni prima o poi ti puniscono. Sono stati bravi loro, vanno fatti i complimenti e pazienza. Abbiamo dato tutto, testa alla prossima. Continuare sempre così, lavorare durante l'allenamento, la settimana, lavorare bene, curare tutti gli aspetti ed essere più cattivi sotto la porta. Ma abbiamo tutte le carte in regola, non per caso si fanno 4 vittorie di fila, 3 vittorie di fila come all'inizio siamo partiti un po' male e siamo là. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Si ritorna in diretta dalla comunale di Villarosa per il secondo tempo di Villarosa Super Giovane Castelbuono. È 2-2 il parziale. Passati in vantaggio la Super Giovane grazie alla punizione di Rosselli, poi la super rovesciata di Marguglio ha accorciato le distanze per il Villarosa Dabò e poi Gustavo ha trovato la rete del pareggio. Forse c'è subito un cambio per il Villarosa, 2 per la Super Giovane Castelbuono. Vediamo chi entra con la maglia numero 16 Cicero e poi con la 13 Pappalardo, mentre il Villarosa sta per entrare Camarà, se non vado errato. Vediamo chi è uscito, proviamo a fare ordine, soprattutto per quanto riguarda la Super Giovane Castelbuono. Si è messo praticamente quarto di difesa, terzino a sinistra Pappalardo, dunque forse è uscito Mazzola, vedremo. Nel frattempo si torna a giocare, inizia il secondo tempo di Villarosa Super Giovane Castelbuono. Tra l'altro è spuntato anche il sole. Fallo la punizione con Lodico sul punto di battuta. Penso siano usciti quindi Mazzola e Di Salvo nella Super Giovane al posto di Pappalardo.
e Cicero. Attenzione alla conclusione di Gustavo della distanza, proprio adesso il Pappalardo cerca Cardella d'esterno, dai e vai con il compagno, chiude, lo dico bene, poi Dabò in avanti, ancora Cardella in avanti a cercare Rosone. C'è un fallo su Rosone, calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Confermo appunto i due usciti nella super giovane sono Mazzola e Di Salvo. Altra punizione è stato un po' il marchio di fabbrica della super giovane nel primo tempo. Punizione con Rosone sul punto di battuta, anzi è Rosselli, va dentro, deviazione, passa la super giovane con un'autorete, chiedeva un fuorigioco qui la retroguardia del Villarosa, terza punizione, terza rete per la super giovane Castelbuono. Non ho visto bene chi è stato l'ultimo a toccare, ma sicuramente un calciatore della Villarosa, autorete, 3-2 per la super giovane in apertura del secondo tempo. Dunque diventano 27 le reti subite dalla Villarosa in campionato, 3-2. È arrivato il momento dei cambi in casa Villarosa. Esce Ferrara con la maglia numero 4. Dentro Camara. Dunque tutto da rifare per il Villarosa, che aveva trovato la rete del pareggio sul finale del primo tempo. In apertura del secondo la super giovane ha trovato la rete del vantaggio, del terzo vantaggio della partita. Dunque ancora deve inseguire il Villarosa. Randazzo chiude di testa di Blasi, non arriva, non può arrivare Cimino, rimessa laterale per la super giovane con Rosselli, che è veramente un specialista di calci di punizione, battuti 3 benissimo, un gol e 2 assist praticamente, anche se nell'occasione del terzo gol bisogna capire uno che ha realizzato il gol, che è stato l'ultimo a toccare, e poi ovviamente se il gol è un'autorete oppure è un gol di qualche calciatore della super giovane. Altro cambio per il Villarosa, esce Folisi, entra Caba con un inedito colore nei capelli e dunque rimessa laterale per la super giovane, già battuto. Lontana il Villarosa, Gustavo si mette davanti con il fisico, fallo sul 20. Adesso veramente squadra offensiva al massimo per della Villarosa. Posto di Folisi, entrato Caba con ovviamente compiti diversi, compiti d'attacco. Infatti Mardi scala in difesa, avanza invece Caba. Proprio adesso Mardi dentro cercare uno tra Dabò e Gustavo, che però sta rientrando adesso in attacco, allontana la difesa giallonera e rimessa laterale per il Villarosa, già battuta. Dabò, Camara, poi Mardi non trova Mussà, Cicero spazza Marguglio, poi in qualche modo Bangura
sbaglia Dabò, Pappalardo interviene, è fresco, prova a galoppare in fascia, si autolancia, poi arriva anche Antista. Blasi non consente di giocare alla Castelbuono, ancora lo dico, Pappalardo dentro a cercare il Rosone, la palla è buona, il Rosone prova a mettersi davanti con il fisico, buona la copertura di Blasi, evita l'angolo di Camarà, poi cross dentro per Antista che non arriva, poi Caba cercare o almeno provare a servire Gustavo, chiude Di Domenico, poi Randazzo con sangue freddo in mezzo a due, rischia tantissimo qui Fili, poi riesce in qualche modo a far giocare i suoi, posizione irregolare di Rosone, calcio di punizione per il Villarosa. 52 minuti, se ne sono andati 2-3, vince Super Giovane Castelbuono. Tanti gol. Attenzione adesso a Caba che davanti Marguglio lo punta, prova a metterla dentro, non riesce ad arrivare. Conclusione da lontanissimo di Bangura che termina larga. Abbiamo detto ha fatto un super gol contro il San Fratello, rete tra l'altro del vantaggio. Ovviamente in porta non c'era il portiere del San Fratello che era stato espulso, bensì il difensore messo praticamente in porta. Attenzione adesso a Rosone, va con il fisico davanti Camarà, ottimo lavoro difensivo del 13 Villarosano. E allora lo dico, sbaglia qui la misura del passaggio, chiede scusa. Pappalardo con le mani, c'è Rosone, c'è anche Cardella, la palla arriva al 7 che punta, lo dico, non riesce a saltarlo, scivolata, va il 19. Pappalardo poi Fili, Bangura in avanti a cercare Gustavo, riesce a prendere il pallone, a puntare, a saltare Fili, adesso Pappalardo è davanti a lui, Gustavo si autolancia, poi il campo finisce, sbaglia però Di Domenico, deve ripulire il tutto Fili rifugiandosi in calcio d'angolo. Di Domenico forse poteva lasciare scorrere il pallone, invece ha tentato un pericolosissimo dribbling e allora calcio d'angolo per il Villarosa, occasione per i rossoblù, palla dentro, non esce il portiere, la palla danza in area di rigore e poi Caba sbaglia. Attenzione al contropiede della Super Giovane con Rosone che allarga per Cardella, attenzione al 20, dentro c'è Guarnieri, prova a servirlo, non è per lui, è per Antista. 4-2 per la Super Giovane Castelbuono. Antista fa 4-2 e forse chiude la partita. Contropiede perfetto della Super Giovane, condotto alla perfezione qui dai calciatori. Dunque si gioca con il parziale di 4-2.
Adesso per il Villarosa è difficilissimo. Diventano 28 le reti subite in campionato. Palla larga, attenzione, Cimino stoppa ma sbaglia quasi col collo. Qui l'ha messa giù il numero 14. Arriva Randazzo. È entrato malissimo il Villarosa. Tra l'altro è la quarta volta che la squadra di oggi di casa subisce 4 reti o più in una partita di campionato. È successo contro la Gorgonia Delia, contro il Geraci, fu 6-0, contro la Gorgonia 5-1, nella scorsa partita contro la Castelluccese e poi oggi. Calcio d'angolo per gli ospiti che continuano ad attaccare, non si vogliono fermare, non vogliono commettere lo stesso errore del primo tempo, ovvero abbassare l'intensità, concedere possibilità al Villarosa. Parte il cross, colpo di testa, paratissima di Pesce, in totale difficoltà adesso il Villarosa, ci pensa Pesce mettere una pezza ed evitare il 5-2. Bisogna battere dall'altro lato, stiamo per battere la bandierina alla nostra destra. Parte il cross, allontana la difesa, non del tutto. Conclusione bellissima di Marguglio, poi c'è stato il colpo di testa di Fili, palla fuori, si salva ancora il Villarosa. Adesso diventa complicatissimo per la squadra di casa. Cimino rientra sul sinistro, vede Bangura, adesso Mardi va dentro, chiude Fili, spazza via, altre rimesse laterale per il Villarosa. Dabò sbaglia, se ne accorge, voleva superare il suo errore, non riesce. Ultimo a toccare qui poi Guarnieri, c'è rimessa laterale ancora per il Villarosa. Dabò, mezzattante, maglie nere, non può uscire, recupera la sfera, Antiste spazza via, ultimo a toccare poi è uno tra Mardi e Bangura, e dunque, anzi Mardi e Dabò, dunque rimessa laterale per la super giovane. C'è un altro cambio per il Villarosa, è arrivato, se non sbaglio, il momento di Vicari, esce Dabò, altro cambio totalmente offensivo. È entrato il 17. Allora Guarnieri è stato troppo duro in maniera irregolare da Camara, calcio di punizione per la super giovane. 4-2, 61esimo minuto. Adesso l'inerzia del match è totalmente dalla parte della super giovane, che avrebbe potuto pagare a livello mentale le 2 reti subite sul finale del primo tempo, ma invece è entrata in campo forse meglio della prima frazione di gioco ed era abbastanza difficile replicarsi. Calcio di punizione, altro calcio di punizione, stavolta siamo alla nostra destra.
parte il cross dentro, altro colpo di testa, poi Fili con il petto, la conclusione di Marguglio. C'è pesce, ma tutte le punizioni sono un pericolo veramente per il Villarosa. Si mettono un po' in difficoltà tra di loro qui i difensori della Villarosa. Mussa Morbida a cercare Cimino, chiude Pappalardo, rimasto per terra un calciatore della super giovane, da capire bene chi è, forse è Rosone. Rimessa laterale per Villarosa. Nel frattempo c'è uno scontro tra Cardella e il tifo villarosano. Rimessa laterale per il Villarosa, si infiamma anche in tribuna la partita. Attenzione adesso al cross dentro, quello che succede in campo adesso passa in secondo piano. In tribuna ci sono scontri tra i tifosi di casa e ospiti. Attenzione nel frattempo al cross, torniamo in campo, quantomeno ci proviamo con Bangura. Bangura salta bene un avversario, Bangura dentro, palla fuori a un passo dal gol il Villarosa. Conclusione di sinistro di Bangura, illusione ottica del gol. Dunque rilancio lungo, Cardella spizza di testa per Rosone, difficilissimo concentrarsi sul campo, tanto praticamente c'è una rissa qui in tribuna. Cimino forse con un braccio, esattamente così. Probabilmente è successo che il battibecco tra Cardella e tifosi del Villarosa ha portato a qualche parola di troppo sia da un lato che dall'altro. Poi in tribuna c'era forse il padre di Cardella, si è infiammato un po' la tribuna. Tra l'altro ci sono i carabinieri in tribuna. Adesso si è tranquillizzata nuovamente la situazione. Colpo di testa, c'è stato un fallo o un fuorigioco di rientro di un calciatore dalla super giovane. 65 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, o meglio, se ne sono andati 65 minuti in generale. Siamo sul risultato di 4-2 per la super giovane Castelbuono. È rientrata totalmente la situazione in tribuna. Rinvio lungo di Randazzo. Di testa di Caba, rimessa per la super giovane. Tridente d'attacco nel Villarosa formato in questo momento da Vicari, Cimino, Gustavo, Mussa in mezzo a tre, la via in grande stile. Poi serve Mardi
Bangura di prima intenzione a cercare Vicari, stop difettoso, e allora Rosselli. Fili. Guarneri si mette davanti, allo dico, va giù, non c'è nulla, secondo il direttore di gara. Rimasto per terra, Guarneri. Lo dico. Bangura velocizza la giocata un po' messo in guardia dai compagni, la vicinanza di Rosone, adesso Guarneri, mezzo tante maglie rosse di Blasi, che si è fermato e ha un po' facilitato qui il compito del direttore di gara. Non aveva visto il Mani di Lauria. E dunque calcio di punizione per la super giovane. Rosselli va al cross, ancora bello, stavolta allontana la difesa della Villarosa, può ripartire Gustavo in campo aperto, ci sono però tante maglie nere davanti a sé, allora viene fermato, c'è la rimessa per il Villarosa, 23 minuti al termine della partita, più recupero, fallaccio qui su Mardi, e primo ammonito anche nella super giovane. Tra l'altro l'ultima entrata in campo, ovvero Cicero. Punizione per il Villarosa. Cross lancio che scavalca la difesa, c'è Vicari in posizione regolare. Vicari, Mardi, cross dentro, esce Randazzo ma sbaglia, e poi due volte il numero 1 della super giovane. Lo sa, esterno, cerca, trova Cabà, poi sterza, prova a mettere un po' di ordine, va da Vicari che deve sbrogliare un po' la matassa, alla fine serve Bangura, si va da Gustavo che può calciare, fa partire la conclusione addosso di Domenico, poi c'è Cimino, una deviazione allontana Fili, Rosone in mezzo a Camarà e Di Blasi, tra l'altro Camarà sta facendo il difensore, talmente pressione offensiva la Villarosa. Cardella, Venti cerca, poi Rosone non lo trova, può ripartire il Villarosa, spezzate le squadre praticamente in due, e adesso Cimino può puntare, Pappalardo è fresco il 13, rientra sul sinistro, va alla conclusione, deviata, para incredibilmente Randazzo, chiedeva il fuorigioco di Vicari, non è influente, però c'è calcio d'angolo per il Villarosa, già battuto con Mardi che va il cross dentro, tantissime maglie nere, poi Rosone da giù riesce ad alzarsi, non a giocare, però recupera palla il Villarosa, tanti contrasti adesso, Pappalardo di testa, allunga in calcio d'angolo, altra occasione per il Villarosa. Calcio d'angolo, Mardi al solito a battere, si fermano le coppie, 71esimo minuto di gioco, cross
abbastanza lungo. Gustavo rialimenta, poi Cimino messo giù in maniera regolare, non c'è nulla. Rimane giù con le mani al volto Cimino, secondo l'arbitro appunto non c'è nulla. Dunque rimessa laterale per il Villarosa. C'è un altro cambio per la squadra di casa probabilmente. Bangura fermato, attenzione Dantista, tiene il pallone in campo, anzi no. Lungo qui il suggerimento, cercare Vicari, altra rimessa laterale per la super giovane con Marguglio, ma con le mani. Che comunque sembra adesso aver preso una linea abbastanza netta. La super giovane in gestione totale del match, anche se sappiamo bene che per tanti motivi una rete del Villarosa riaprirebbe non poco, riaccenderebbe gli animi dei tifosi sugli spalti. E adesso Caba non riesce a saltare Pappalardo, buona la copertura del numero 13 che poi si porta il pallone fuori. Rimessa dunque battuta con Gustavo che non riesce ad allungare la traiettoria del pallone. Rosone può andare in contropiede con Guarnieri largo, sembra la replica del gol del 4-2. Guarnieri centralmente allarga bene per Cardella, la chiude la super giovane, 5-2 Cardella. E adesso sì, è totalmente chiusa. Un altro contropiede fulmineo della super giovane. 5-2, mancava Cardella che segna adesso. 5-2. Un quarto d'ora al termine, anzi qualcosina in più. 5-2 per la super giovane. In 11 partite il Villarosa ha subito 29 reti di campionato, quasi 3 reti a partita. Pappalardo con le mani, cercantista, mentre lui si mette lo dico, l'invio dal fondo. Pronto forse Dembélé nella Villarosa. Questa è un'altra mossa di Mister Folisi, quindi già comunque la partita è tra virgolette andata. Guarnieri, una buona partita del 4, è scivolata a Bangura, si mette davanti Guarnieri, l'ultimo a toccare è il numero 4, la rimessa per il Villarosa con Gustavo. Guarnieri spazza via senza pensarci mezza volta. Pesce che comunque ha fatto un'ottima prova nonostante le 5 reti subite, comunque non
non gli rendono, ecco, al 100% quella che è stata la sua partita. Non ha assolutamente giocato male, anzi ha evitato in tante occasioni che il risultato fosse più rotondo di quanto già non sia effettivamente. O meglio, entra Dembélé, perdonatemi, esce Bangura. Anche Bangura ha lottato un po' in mezzo al campo, quello che è mancato tanto alla Villarosa, soprattutto la fase difensiva. Cross, Vicari calcia, c'è una deviazione 2 volte, il numero 17, palla fuori. Kaba lascia scorrere. E poi Gustavo, tutto regolare, va Gustavo in mezzo a due, non riesce a passare la buona copertura di Di Domenico, poi sbuca in mezzo a due, conclusione di Kaba deviata, c'è Mardi in rovesciata, alza un campanile, diventa buono per Cimino, c'è una deviazione difensiva, e c'è lo dico di testa che va da Kaba, entra in area di rigore, spalla contro spalla, attenzione, dentro Cimino, palo, la palla rimane lì, Gustavo, traversa, entrata, 5-3, la riapre improvvisamente il Villarosa al 78esimo, 5-3, doppietta di Gustavo, 12 al termine, più eventuale recupero, 5-3, la riapre il Villarosa. Ancora 12. 13 minuti ragazzi, 13 più il recupero, dai. Calcio di punizione per la super giovane e adesso si apre improvvisamente la partita. Adesso palla in avanti a cercare sempre Gustavo, posizione regolare, si mette davanti con il fisico, Gustavo in mezzo a 2, in mezzo a 3, Gustavo, fuori, parata clamorosa di Randazzo, rimane in piedi la super giovane, calcio d'angolo, ci sono state 3 partite nella stessa, cross poi Randazzo esce male, Gustavo ancora in mezzo a 2, messo giù, non è rigore, si può giocare ancora. Poi Dembélé spazza via la super giovane dove c'è Rosone in posizione regolare, la prima della linea del centrocampo, punta, lo dico, non lo salta, ottima copertura. Che partita adesso! Kaba si ferma, va da Vicari con il tunnel su Pappalardo, deviazione di Domenico. Pallaccio qui di Lodico, si continua a giocare per il vantaggio. Spazza via tutto praticamente. Lo dico, anzi era di Blasi, rimessa laterale, Pappalardo ha avuto il gol, ha avuto l'azione del 5-4 Gustavo, ha trovato però un'ottima posizione di Randazzo, fallo qui di Lodico, tanta adrenalina adesso in campo, ritmi altissimi. 10 più recupero al termine.
Cicero sbaglia, Caba e poi Cimino, fallaccio di Pappalardo, secondo ammonito del match, in ritardo. Prova un po' a calmare i suoi Di Blasi, un po' frenetico qui il Villarosa, come giusto però che sia. Mancano 10 al termine più recupero. Lo dico, lancio dentro, lontano la super giovane in qualche modo, poi arriva Musa, non riesce a giocare in partenza del Castelbuono con Rosone che avviene avversario e calcia a giro fuori. C'è giù Rosselli nel frattempo. Dunque altra interruzione. Ci aspettiamo anche un recupero importante. Rimasto giù Rosselli, forse c'è Rapè pronto ad entrare in campo. Adesso ci crede il Villarosa, si è aperta praticamente dal nulla la partita. Ottantatreesimo. Arrivato il momento di Rapè, esce Rosselli, si è fatto male. Sicuramente uno dei protagonisti, se non il protagonista della partita. Esce Gustavo, partita ottima dalla numero 20. Questi tra gli applausi. Rinvio di Pesce. Quando mancano 6 più recupero al termine, rientra Rosselli. Pesce, Vicari, poi Rapè, allarga per Caba, dentro di prima intenzione a cercare Rapè, di nuovo da Caba, attenzione al Villarosa, palla dentro, non c'è nulla. Lo dico. Incespica un po' sul pallone, poi va via tra due, ancora lo dico, per tante maglie nere, giallo, però lo dico, per le troppe proteste. Calcio di punizione per il Villarosa, c'è un cambio nella super giovane. Vediamo chi esce. Esce Rosselli, un'ottima partita del numero 10 che abbandona il campo. Esce Rosselli, dentro con la maglia numero 17 Gennaro. Dembélé con il destro, va il cross basso, Vicari si mette davanti, attenzione al contrasto tra Caba e Guarnieri, non c'è nulla secondo l'arbitro, allora lo dico, si intestardisce un po', fallo per il Castelbuono, attenzione perché c'è il doppio giallo per, lo dico, cartellino rosso, praticamente in un minuto è stato espulso, lo dico,
giallo, doppio giallo in un minuto. Villarosa in 10 negli ultimi 6, anzi no, 4 minuti più recupero. Altra faccia della partita con Villarosa che adesso in 10 contro 11. Cross dentro, Pardella alimenta, dove c'è Gennaro che calcia da lontanissimo, devia con un braccio. Camarà, c'è calcio di punizione per la super giovane. E adesso è un Everest intero quello da scalare per la super giovane. Ma io, perdonatemi, per il Villarosa ovviamente, per un uomo in meno a 3 dal termine, 5-3 per la super giovane fino a questo momento. Calcio di punizione per gli ospiti ancora. Cross basso che taglia tutta l'area. L'invio già battuto. Di Blasi, tutti in avanti, solo Camara e Di Blasi dietro. Allora Vicari, poi Cama non arriva. Rasone punta ma non salta Di Blasi, si mette bene davanti con il corpo. Ancora Di Blasi, fallo il numero 5, non c'è cartellino giallo. Gioca adesso il Villarosa con Dembélé, per poco non perdeva il pallone. E allora Camarà, Dembélé porta palla, un po' di libertà, serve Mussa d'esterno, va da Mardi, adesso Rapé, metterla dentro, si ferma Rapé, poi perde il pallone, lo recupera Marguglio di Domenico, spazza via, c'è una deviazione, Mardi sbaglia, poi Cicero, poi la rovesciata da allontanare di Marguglio. Abbiamo viste tante, ha segnato anche il 2, rovesciata, deviazione, Dembélé, tantissimi contrasti adesso, si ferma il 18, lo mette dentro bassa, c'è una deviazione, c'è Vicari, si mette davanti con il corpo, attenzione Vicari in area di rigore, Vicari salta un avversario, Vicari calcia, salvataggio, e poi Di Blasi da lontanissimo, prova la conclusione, deviata da Cimino, la riapre il Villarosa, 5-4, 1 più recupero al termine, 5-4, che partita ragazzi! Clamoroso quello che sta succedendo al comunale di Villarosa, 5-4, siamo praticamente agli sgoccioli dei 90 regolamentari, 4 di recupero, se non vado errato, segnalati dalla direttore di gara. E allora speranze del Villarosa tutte racchiuse in questi 4 minuti. Non c'è fallo su Rosone, va Di Blasi, che spazza via, spazza anche Pappalardo, rimessa per i padroni di casa. Entrano 2 palloni in campo, succede di tutto, tutti in avanti a cercare il pallone della speranza, si infiamma il pubblico. Di Blasi, Camarà, la mette morbida dentro, arriva Di Domenico prima di Vicari e poi Dembélé, Di Domenico, anzi Cardella non arriva, Mardi, tanti rimpalli, Vicari si mette davanti a tutti, Vicari, Dembélé, del pallone, attenzione al contropiede con Rosone, spinto in maniera regolare, si continua a giocare, Di Blasi sbaglia anche lui, allora Vicari che può calciare, non fa partire la conclusione, Rapé cadendo non riesce a servire Caba, se n'è andato quasi un minuto, c'è il fallo di Dembélé su
Rosone che fa, anzi è Antista, che fa quello che serve alla super giovane, ovvero perdere tempo, recuperare energie e forze, e considerando anche il miracolo su Gustavo, il palo di Cimino, adesso il Villarosa meriterebbe sicuramente il pari, ma c'è poco tempo, pochissimo per le speranze dei villarosani. Fuori gioco qui di Rosone, di Blasi, pallone della speranza, pallone in movimento, bisogna tenerlo fermo. Camara dentro, Cardella prima di Rapè, poi Dembele, e allora Musa si ferma, va al cross dentro, non arriva Caba, arriva Randazzo. 2 al termine della partita, 5-4 per la super giovane. E allora Di Blasi, Lungo, spazza via Marguglio, perdonatemi, poi Antista, Dembele, salta un avversario, riesce a giocare in qualche modo, va da Mardi, Dembele andare al cross, lo fa partire, è un tiro, traversa, attenzione, conclusione, non entra il pallone, clamorosa la traversa di Dembele, tiro a giro, poi rimane giù, si continua a giocare, non c'è nulla, super giovane in contropiede, ferma tutto Camara, ma il campo è finito. Che occasione che ha avuto il Villarosa, traversa e probabilmente linea. Che partita! Pareggio sarebbe, secondo me, giusto, ma la sta vincendo il super giovane, 5-4, mancano pochi secondi al termine e poi sarà storia Villarosa. Villarosa super giovane. Pochi secondi al termine, ultimo pallone per il Villarosa da mettere assolutamente dentro, ci prova ma sbaglia totalmente la direzione Camara, anzi Dembele, e allora Rosone, allora attenzione al contropiede, allunga Dembele in calcio d'angolo, forse non c'è più tempo, il calcio d'angolo si batte. Angolo, adesso presumo che la palla non si schiodi dal punto di battuta, rimarrà lì. Fallo per la super giovane, calcio di punizione, rimane lì la squadra ospite. Siamo ben oltre il 94esimo, siamo al 95. Sono passati 4 segnati dal direttore di gara. Battuto adesso il calcio di punizione, la palla rimane ancora lì. Esce il Villarosa in qualche modo, sbaglia la direzione del pallone Dembele, la rimessa è per la super giovane. Pappalardo. Si rimane lì vicino alla bandierina,
Fischia l'arbitro, allora si può continuare a giocare, allontana il Villarosa in qualche modo, si esce da quella zona del campo, Cardella da lontanissimo va a partire la conclusione, c'è Pesce, fischia ancora l'arbitro, non dà un occhio al cronometro e allora si va, palla dentro, colpo di testa, Rapè non arriva, Cardella scivola, Mardi con la schiena praticamente, e allora Di Blasi addossa un avversario, stop difettoso qui dal 16, allora Rapè, non passa il pallone, Di Blasi dentro da Vicari che si mette davanti a Di Domenico, chiude il portiere, è finita, tasto end, è 5-4 per la super giovane Castelbuono. Applausi comunque del pubblico, c'è rammarico sicuramente, una gara giocata bene effettivamente da entrambe, con il Villarosa che si è un po' complicato da sola la situazione, e allora vantaggio di Rosselli di punizione, corso del primo tempo 2-0, bellissima rovesciata di Marguglio, poi rimonta della Villarosa con le reti di Gustavo e Dabò. In apertura del secondo tempo ha fatto 2 reti praticamente la super giovane, 3-2 e poi 4-2 di Cardella, 5-2 anche, partita sembrava chiusa, l'ha riaperta poi il gol di Gustavo, tante occasioni nel finale, la rete del 5-4 conclusiva di Cimino, termina così 5-4, ricordiamo i prossimi impegni, il Villarosa che giocherà fuori casa contro il Città di Casteldaccia, super giovane Castelbuono che invece ospiterà il Pro Falcone nell'ultimo turno del girone d'andata. È finale 5-4, io vi ringrazio per l'attenzione amici di Sportisili, ciao da Fausto Signorelli.